erano gli stenti, quali erano le difficoltà che incontravate, la collaborazione che avete instaurato con loro? La collaborazione con la cittadinanza di Roma e anche della provincia era ottima. Bisogna fare un elogio a tutte queste famiglie che hanno anche rischiato qualche volta che li abbiamo portati dei prigionieri russi a tenerli nelle loro abitazioni. Perché il comandante Alessio Flisci dell'esercito sovietico era a Roma insieme al comandante, al prete della Russicum, che prendevano i prigionieri sovietici che stavano accampati al Bagno Traversa a Porta San Paolo. Li portavano da noi in via Cairoli, al bar del compagno Farabollino. Li mettevano nel retrobottega, chiudevano. Noi provvedevamo negli abiti borghesi, li vestivamo in borghese, li portavamo da un fotografo compagno a Piazza Vittorio, facevano le fotografie, preparavamo i documenti falsi e poi li portavamo fuori del bar dove venivano 2, 3, 4 secondo il giorno. E poi li portavamo o a casa dei cittadini, a casa dei compagni, e poi li mandavamo in provincia, Monterotondo, Palestrina e negli altri posti, perché entrassero alla formazione combattente. E sono stati veramente dei compagni eccellenti.